Dopo il fallimento dell'anno scorso alle elezioni, con addirittura il vostro leader che non si era presentato perché prima c'erano stati un po' qualcosa che non andava, ci si sarebbe potuti aspettare un cambio radicale del vostro, come dire, modo di proporvi. Invece tornate ancora alla carica con un nuovo segretario, però insomma in ogni caso è sempre l'Italia dei Valori. Non so, al cittadino comune rischiate di apparire, come dire, come un qualcosa che appartiene al passato, un'era geologica fa, poi si parla di 2 anni fa, 3 anni fa, però insomma un mondo è del tutto cambiato, no? È caduto un muro e voi ci siete sempre. E apparite come, non so, un qualcosa che si pone per gestire delle situazioni esistenti, magari anche a livello locale, dove ancora si governa nelle giunte, in tante realtà. Questa è l'impressione, ecco, volevo... Ma posso dirle, e la ringrazio anche per la domanda, avremmo preferito appartenere al passato. Purtroppo il lavoro che stiamo facendo è tremendamente attuale. Cioè pensare, io qualche giorno fa, quando è scoppiata la questione dell'Expo, io ero a Genova per la campagna elettorale, quando ho preso il giornale all'edicola ho pensato, ma mi hanno consegnato un giornale di 20 anni fa, perché pensavo fosse un giornale del 92, quando scopri che Tangentopoli è esplosa, è inutile dire sminuire in questo momento, no ma guardate, c'è la politica, perché bisogna anche dire cosa andava a fare Greganti ogni settimana al Senato normalmente ci stanno i senatori, non è che ci stanno altro tipo di persone, gestire Frigerio, Greganti, le stesse persone con le quali noi non prenderemmo nemmeno un caffè, chiunque dotato come dire, di medio buonsenso non ci prenderebbe un caffè, gestire l'appalto della più grande opera che si sta facendo, che è quella dell'Expo, del più grande investimento, che deve essere il futuro del nostro Paese. Allora lei pensa che sia superato un partito come Italia dei Valori? Invece al contrario, io credo che sia tremendamente attuale, perché qui oggi nessuno parla di legalità. Quando io andavo ai dibattiti all'inizio, prima dell'esplosione Expo, mi dicevano, ma io parlavo di corruzione, lotta alla corruzione, di evasione fiscale, di lotta all'evasione fiscale, che attenzione incidono economicamente sulle famiglie, sul nostro Paese e sulle imprese. 60 miliardi la corruzione, 120 miliardi l'evasione fiscale e la lotta alla mafia, che nessuno fa più in questo Paese, è quasi passata di moda. Tutti mi rispondevano, ma parli sempre delle stesse cose, e poi è esplosa di nuovo Tangentopoli. Allora la verità è che Tangentopoli non è mai finita, che Mani Pulite è stata fermata e che ci vuole un partito come l'Italia dei Valori che è rinnovato, perché voglio dire, noi abbiamo rinnovato tutta la squadra dirigente e Di Pietro è l'unico leader che ha fatto veramente un passo indietro cercando di dare una mano a questo progetto di cambiamento. Non mi pare che Berlusconi abbia fatto tanti passi indietro, gli altri leader siano messi sempre lì davanti, ma credo che l'azione di un partito come l'Italia dei Valori in questo momento manchi profondamente anche nel Parlamento, dove avremmo potuto prendere, questo è quello che suggerisco se si devono fare norme velocemente contro la corruzione, sono già pronte, basta prendere i nostri emendamenti presentati nella scorsa legislatura. Era il 2012 quando li abbiamo presentati, quindi non è un'era, sembra un'era fa, ma in realtà è qualche mese fa, un anno fa, basta prendere quello, c'è tutto e ci sono i poteri anche per chi deve andare a controllare. Poi vede, il nostro Paese è un Paese del giorno dopo, no? C'è una tragedia allo stadio, il giorno dopo vediamo di fare i DASPO, c'è un problema con l'immigrazione e vediamo di ribaltare i tavolini il giorno dopo, c'è la corruzione e vediamo cosa fare. Ecco, il problema serio è che manca in questo Paese, e l'Italia dei Valori questo stava facendo, cioè un partito che pensi alla prevenzione dei problemi, e in questo caso la prevenzione della corruzione. Noi le soluzioni le abbiamo date, sfidiamo gli altri a prenderle e a utilizzarle al meglio. Messina, dopo le polemiche dell'anno scorso sulla supposta scarsa trasparenza della gestione dei fondi del gruppo, volevo capire, del gruppo vostro, del partito, è cambiato qualcosa? Avete nominato un nuovo segretario? Da chi sono gestiti questi... No, segretario, parlo di tesoriere, mi scusi, segretario amministrativo. Da chi sono gestiti questi soldi? È sempre Di Pietro insieme a un paio di persone di sua fiducia che ne ha in capo la titolarità? Ecco, ci spieghi un attimo...
Ma guardi, innanzitutto io voglio, sì, spiego subito, innanzitutto voglio smentire perché non c'è nessun rilievo sulla gestione dei fondi del partito, quindi da questo punto di vista, e io sono abituato, qui faccio anche, nella vita faccio l'avvocato, non faccio il politico di professione, ma devo dire, normalmente se c'è qualcuno che commette un illecito si apre un procedimento, ecco non c'è un procedimento da questo punto di vista, quindi sono soltanto illazioni utilizzate, devo dire, per danneggiare un partito che è stato veramente scomodo da 15 anni a questa parte nella storia di questo Paese, perché ha fatto battaglie forti. Detto questo, noi abbiamo rinnovato profondamente il nostro partito, per cui non solo c'è un nuovo tesoriere, ma c'è una nuova squadra dirigente, la competenza, e intanto i bilanci sono tutti online, la competenza per l'approvazione dei bilanci adesso è di tutto l'esecutivo nazionale, ma è tutto assolutamente trasparente, quindi non c'è un cambiamento totale, ma ripeto, non perché prima ci fosse stato qualcosa che non andava, dico sono state contestazioni ma non c'è stato nessun seguito rispetto a quello. Di Pietro ha tolto, insomma avete tolto il nome di Di Pietro dal simbolo, le chiedo brevemente, è un restyling per far dimenticare le ombre a cui accennava il collega precedente oppure c'è un'Italia dei Valori post di Pietrista e se sì in cosa? C'è un'Italia dei Valori che è andata avanti, dove ha spersonalizzato il proprio partito perché riteniamo che ci siano oggi buone gambe per portare avanti le idee dell'Italia dei Valori e per farlo ci sia bisogno di essere una squadra, quindi non un partito di un singolo ma una squadra che vince tutta. Quando vince una squadra non vince solo chi ha segnato il gol ma vince tutta la squadra e il lavoro da fare è questo e vogliamo portare avanti il nostro progetto che parte da quello che è il DNA, per questo abbiamo mantenuto con grande orgoglio e siamo presenti alle elezioni con il nostro simbolo per questo, il nostro DNA, legalità e questione morale e portandolo avanti con dei progetti di cambiamento, di riforma, che abbiano al centro però quello che è fondamentale, il rispetto della legge nel nostro Paese. Badate, noi abbiamo bisogno di un'Italia normale, noi abbiamo bisogno di diventare un Paese normale, perché non è tollerabile che nel nostro Paese chi viene condannato non ha la pena, non gli viene attribuita e non la sconta e chi invece al contrario è onesto, paghi le conseguenze. Quindi da questo punto di vista l'Italia dei Valori oggi sempre di più ha necessità di andare avanti col proprio progetto e si appella anche a quel 10%, quindi non soltanto al 60% degli italiani che non hanno ancora deciso di votare e sbagliano, perché gli amici degli amici a votare ci vanno sempre, sia chiaro, quindi non votare, qualcuno viene eletto comunque, non ti rappresenta certamente, ma faccio un appello accorato a quel 10% di italiani che hanno votato per l'Italia dei Valori nel tempo, che sono rimasti anche delusi. E dico, oggi è cambiato, oggi l'Italia dei Valori è profondamente rinnovata e senza rinunziare al nostro DNA vogliamo andare avanti. Dateci una mano perché credo che ci sia molto bisogno di noi e spodocet. Abbiamo appena un minuto. Renzi un po' di tempo fa ha detto che è sulle riforme istituzionali che si gioca la credibilità del Paese in Europa, è così? Certamente sì, ma la prima riforma istituzionale da fare nel nostro Paese è la legge elettorale. Perché guardate, se domani mattina dovessimo andare a votare avremmo ancora il Porcellum. Noi abbiamo raccolto 1,5 milioni di firme per dire no al Porcellum. Oggi nella variante Porcellum Italicum abbiamo scoperto qual è la nazionalità del Porcellum, perché la nuova legge che viene proposta è sempre una lista bloccata. Noi avevamo chiesto al contrario che ci fossero le preferenze. Per cui quella è la prima riforma. La seconda certamente quella del Senato, ma ci vuole più coraggio. È quello che chiedo a Renzi, ci vuole più coraggio, perché noi dobbiamo stabilire se il Senato serve o non serve. Noi riteniamo che non serve, il sistema bicamerale ha fallito e ha rallentato. Bene, allora non c'è bisogno di fare il senaticchio con sindaci e presidenti di regione che vengono a fare shopping a Roma 2 volte a settimana. Dobbiamo eliminarlo. Sistema monocamerale, ecco, queste sono le riforme che servono al nostro Paese insieme a una riforma drastica e alla burocrazia. Grazie Messina, Grazie molto chiaro. Bene, il tempo a nostra disposizione è terminato. Saluto Ignazio Messina, segretario di Italia dei Valori. Voi che ci seguite invece rimanete con noi perché tra qualche istante avremo un'altra conferenza stampa, stavolta con la lista Io Cambio Maglie. A tra poco.